Ciao ragazzi, oggi vi propongo un viaggio nella memoria, una memoria antica ma viva, perché porta dei nomi ben precisi, quelli di Fabrizio, di Giuseppe, di Marino e di tanti altri amici della confraternita dei nostalgici del Tabar di Sant'Antonio Abate, qui a Concamarise nel cuore della pianura veronese. Ma oggi voglio parlarvi di Giulio, perché è da lui che andiamo a lezione del spassaore con le strope, ovvero di scope fatte con i ramoscelli di salice. Insomma, tutta una storia bellissima, affascinante e che raramente si vede ancora in giro. A che lezione stiamo assistendo? Adesso siamo in via Veda che mio zio sta facendo le spazzaore che ne sta insegnando per non perdere questa tradizione qua. Come faceva una volta praticamente, nelle stalle. Ma come nascono? Da dove si prendono i materiali per fare? Allora, la melega la si somena a fine marzo. Cos'è la melega? È il seme che viene fuori la smazzarina per fare le spazzaore praticamente. La saggina? La saggina, ma fanno altri dialetto melega. La si pianta, viene fuori più o meno come un sorgo, fine settembre, dipende l'annata, ottobre la si taglia, si fa di mazzi, le si attacca a asciugarsi nei finili che praticamente le ventila e dopo d'inverno l'era bella asciutta, le pelava e si metteva in stalla perché con la neve fuori al freddo non era altri mestieri e bisognava fare le spazzaore perché nell'arco dell'anno le donne se no non le aveva mia da spazzare in casa, le si consumava praticamente. Anche il resto della scopa però nasceva nei campi. Sì, era da andare a tagliare i manighi, cattare fuori i manighi qui giusti, in luna giusta e tutto quanto. E le stroppe? Le stroppe le serve per poter ligare le spazzaore, bisognava coltivare anche lì come ligare altre robe, perché se faceva altri materiali. Ma le stroppe dove si va a torle? Le stroppe è una pianta che la vive sulle rive dei fossi, soprattutto se è acqua, perché è una pianta sto stroppar che è un salice ora alla fine, però è un po' particolare, quel giallo, che ha un'anima particolare che la si piega se poi la impirlarlo e allora la si adatta bene perché la ha un'anima giusta, diciamo, ecco. Un tempo ce n'erano molte di più di quelle piante, vero? Allora, un tempo che ne era tanti perché le serveva, perché non era mia spaghi, eccetera. Bisognava fare spazzaore, bisognava fare ceste, ligare le vegne, perché tutti che avevano un po' di vegne, insomma. Giulio ha 94 anni, passati interamente qui, nella sua campagna. Ed è proprio qui, nel suo vigneto coltivato con il clinto insieme ad altre varietà, che mi rende partecipe della sua vita e dei suoi ricordi, alcuni dei quali veramente toccanti, importanti, portatori di situazioni che ormai non si vedono più, ma che lui invece ha vissuto. E quei valori che gli sono rimasti dentro li trasmette. Quasi involontariamente, perché è lui il simbolo stesso di quei valori. Questa qua ha due fiori qua, questo che io fare qua, questi che ho fatto perché là è morte e adesso stanno che tiro ancora sotto, fatto refossi, pian piano e ven fino a cattarmi davanti alla porta, continua ad andare perché ha una forza qua. E poi tutto un cavo a mangiare, sì. Adesso qua, la che tira, guarda che razza di cai che ha fatto, guarda. Gli sta il rio, che dà un cavo all'acqua con la possibilità di acquarli. Ma la mia vita la passo qua, ecco, sono sempre qui. Sono nato qua, sempre in dei campi, non è che finito le classi, l'elementare,
non sei neanche arrivato in fondo, perché aveva bisogno, anche un butterito serveva per parare le vacche. Che voleva sempre Adrio, che voleva sempre esserne utili. E qua nella campagna che era file di morari, gessi, no? E noi faranno una pianta all'altra, miei fratelli. E abbiamo scavato, abbiamo fatto tutti i fossi. E dopo abbiamo messo le vigne. E dopo ci vendendo il vino, stesso prezzo del petrolio. Vendendo il vino e comprare il petrolio per da qua nel motore. Ed è qua che non vieni delle vigne, continuare a piantare. So che qua viene all'inverno che scavano, no, sempre le braghe rotte. E allora le donne le attaccano con spago, con una pezza, poi avevano sempre baili in mano. Era la bella che la vita là, Giulio. Oh, ma ti avevi l'agno fu da fare, da piantare, da scavare. E ora le vigne, lì a casa di Drio la Boaria, e il Grinto. E io ero venuto in estate. Pensai che andrei a scuola. Ero 7-8 anni. 80 anni fa. E che non ancora. La di Drio la Boaria, che ancora. E il Grinto. E dopo abbiamo fatto queste qua. E lei, allora che era a Vivarino, che non era mia, che era alla Villa Bortolomea, che era un certo Davide Bertascello. E aveva il vivaio allora che era lui. E allora mio fratello in bicicletta è andato a farsi del Grinto, ma lei vero Grinto, in estate allora, non era mia. Giulio, cosa ha dato sta vita qua? Mai quando te la fai, con passione, è tutto. Le strope, questi ramoscelli, sono un simbolo ben preciso che rappresenta la saggezza contadina, nel senso che di tutto si faceva virtù, non si buttava via niente, nel maiale come nei campi. E questi elementi così apparentemente secondari, inutili, in realtà diventavano una grande ricchezza per le famiglie contadine, perché potevano ricavarsi un sacco di cose, utili per lo svolgimento dell'attività aziendale, ma anche domestica. Oltre alle scope, cosa nasceva con le strope? Allora Stefano, te fa vedere cosa che faceva soprattutto nei periodi fermi d'inverno. Allora guarda, questa qua è sta fatta con le strope, la rameggiana al fondo, che era la rameggiana più piccola, anche quella dall'olio magari, e il cesto che andava a cattare sui bisi, eccetera, cestone da ua, panoce. Era, adesso questa è moderna, ma le doparava anche le donne, anche questa. Le stesse classiche per andare a distaccare panoce, distaccare l'ua. Dopo andiamo a fare i corghi grossi e i corghi piccoli che metteva sotto le chicchine. Questo qua è un reciamo che metteva dentro in autunno soprattutto le quaie. Se le portava a Drio, ma erano più i cacciatori, sempre di stropa. Questa è un'altra trappola che le costruiva in modo che con un ferretto che girava attorno una stropa, le toccava, le cascava e insomma li portava a casa a cena praticamente. Ecco. Quanto era importante questo prodotto, questi ramoscelli che potrebbero sembrare insignificanti, in realtà erano di grande valore per l'economia di un tempo. Ieri era di grande valore perché senza di questa roba qua non riusciva con la manualità a farsi i prodotti che poteva servire gli oggetti praticamente, perché non era mia e il benessere di adesso che si trova tutto. E bisognava coltivare anche la pianta per averla tutti gli anni, cioè la serveva per ligare, per fare tutto. Perché ricordarle queste cose, Fabrizio? Bisogna ricordarle perché sennò ven che il nostro passato, tutti i nostri nonni, chi faceva, potevano mandare avanti questa tradizione e non perdere la mia, per il futuro, diciamo. Ecco. C'è un valore quindi in quello che vediamo fare a un mano? Grande valore, difatti noi avanti come confraternita che teniamo tantissimo a portare avanti, che non vada perso tutto questo tesoro. E persone come Giulio, che persone sono? Allora, adesso mi emoziono perché le mio zio, ma
e il Giulio è una roba, non so, unica che, non so, è impiegabile perché ha una manualità, una saggezza che è il nostro fondamento, diciamo, la nostra luce. Mentre Giulio fa lezione c'è un silenzio religioso. Tutti lì attorno, tutti distanziati con la mascherina, ad ascoltare le regole con cui si fabbricano le scope a mano, con le stroppe e con la saggina, proprio come una volta. E quelle scope lì, che poi alla fine sono anche piuttosto eleganti, sono molto belle da vedere, erano anche ultra resistenti perché dovevano durare parecchio. È giusto quindi che alla fine si faccia festa, anche perché oggi è un giorno veramente speciale per Giulio. Oggi è proprio veramente un giorno speciale perché festeggiamo il nostro grande, il zio di tutti che ci amiamo avanti, 94 anni, ed è l'artefice, la mente delle nostre radici, della nostra confraternita. Lo zio Giulio compie 94 anni. Esatto. Facciamo un applauso allo zio Giulio. Applauso! Eccolo. Auguri Giulio. Adesso potremo anche assaggiare però. Adesso possiamo tastare anche a brindare con il Clinto, visto che lei mo ligà prima, Stefano, con le stroppe. Ciao ragazzi e ricordatevi, sono queste le cose belle, o no? Certamente, Sono mai queste. perderle, mai perderle. E adesso viva la viva le frittelle! Esatto. Eccole. Si può mangiare, distanziati però ragazzi, Dai. Bisogna consumare tutto, mai avanzare perché sennò le donne non le ora più farne delle altre. Bene, tacca banda maestro, andiamo! Sono contento Giulio? Questa è una improvvisata, non me l'aspettavo mia. E ringrazio del pensiero che mi ha fatto. E speriamo che stanno bene. Se vediamo stanca bene.